Recitiamo le lodi mattutine del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Poiché grande è Dio il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Celebriamo la memoria di Maria, inneggiamo al Signore. O donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato. La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli. Sei la via della pace, sei la porta regale, ti acclamino le genti redenti dal tuo Figlio. A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. Amen. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato, è il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio Padre e lo voglio esaltare. Dio è prodi in guerra, si chiama Signore, i carri del Faraone e il suo esercito li ha gettati in mare. Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare. Il nemico aveva detto, inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano. Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dei? Chi è come te maestoso in santità, Signore? Chi è come te tremendo nelle imprese, operatore di prodigi? Stendesti la destra, li inghiottì la terra. Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato. Lodate, Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate, Signore, popoli tutti. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si adorna di gioielli. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Nella sua tenda ti ha fatto abitare. E ti ha prediletta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore ti ha scelta e ti ha prediletta. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo: Maria, la Madre tua, sostenga la nostra preghiera. Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione. Fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi. Liberaci dalla corruzione del peccato. Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, Fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria. Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata. Concede a noi la grazia di vivere come suoi veri figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria, per sua intercessione concedi anche noi, tuoi fedeli, di essere tempio vivo della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Noscum prolepia. Benedicat Virgo Maria. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, manda Signore in mezzo a noi, manda il Consolatore, lo Spirito di santità, Spirito dell'amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Carissimi, celebriamo la memoria del cuore immacolato della Beata Vergine Maria. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore, pietà. Cristo pietà. Pietà. Signore pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo, donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Giuditta. In quei giorni tutto il popolo era oltremodo fuori di sé, e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Ozia a sua volta le disse: Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra, e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la potenza di Dio. Dio faccia riuscire questa impresa a tua perenne esaltazione, ricomandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita, di fronte all'umiliazione della nostra stirpe, e hai sollevato il nostro abbattimento, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. E tutto il popolo esclamò: Amen, Amen. Appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, il santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Alleluia, alleluia, alleluia. Te, beato Vergine Maria, che hai portato in grembo il Figlio dell'Eterno Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
Dopo 3 giorni i genitori trovarono Gesù nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Questa solennità per noi che amiamo la Madonna deve essere una sosta ragionata sul motivo della devozione al suo cuore. Non ci può essere una vera devozione al cuore della Madonna se non si possiede la purezza d'animo e non si tratta di una vita impeccabile. E invece la retta intenzione che muove ogni azione e dirige i pensieri. La vita interiore dell'uomo viene espressa nella Bibbia come il termine cuore, con il termine cuore. Esso è il centro dell'amore e riassume la profondità della vera spiritualità. Dio nell'Antico Testamento promette attraverso il profeta Ezechiele di dare un cuore nuovo, intendendo che la vera conversione inizia da un cuore purificato e innamorato di Lui. Nel Vangelo si parla del cuore della Madonna e la devozione dei credenti è andata crescendo lungo i secoli, scoprendo in esso il centro dell'amore autentico che si deve tributare a Dio. È impossibile per chiunque adorare Dio come ha fatto e continua a fare la sua madre. Lei è l'unica creatura che ha portato in grembo il suo creatore. Il suo cuore ha interrottamente adorato il creatore fino al limite massimo possibile alla donna immacolata. Nella Chiesa già dal 1650 era iniziata la devozione al cuore immacolato e il maggior diffusore è stato San Giovanni Eudes, ma ogni santo e ogni anima devota ha avuto la convinzione che per adorare conveniente Gesù occorre possedere le caratteristiche del cuore di Maria. È un cuore buono fino a sfiorare l'infinito, umile e mite, pieno di bontà e di carità, premuroso, benevolo, forte e coraggioso. Dio ha formato il cuore del suo figlio Gesù nel cuore della Madre Maria. I due cuori hanno battuto insieme per 9 mesi. Hanno continuato a battere interrottamente come se fosse un solo, perché l'amore muoveva l'un e l'altro. Non si può adorare correttamente il cuore di Gesù senza dimorare nel cuore di Maria. Ella consigliò alla piccola Lucia di Fatima di trovare rifugio nel suo cuore immacolato. Dopo che la bambina aveva chiesto informazioni sui cugini Giacinta e Francesco. Era il 13 giugno 1917 e la Madonna disse alla bambina che sarebbe rimasta per lungo tempo in vita, al contrario dei 2 cugini.
e rivelò la volontà di Gesù. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Sempre nella seconda apparizione di giugno, Lucia si spaventò al pensiero che sarebbe rimasta sola dopo la morte dei cugini. Resterò qui tutta sola? Era triste e non poteva comprendere a causa dell'età, ma la Vergine la tranquillizzò. No, figlia mia, questo ti fa soffrire molto. Non scoraggiarti, non ti abbandonerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio. Perché diventa il sicuro rifugio il cuore della Madonna? È il luogo dove Satana non può entrare, non si permette di avvicinarsi, non rimane tranquillo e scappa via. È il luogo privilegiato da Gesù. Lo conobbe per lunghi giorni prima di nascere. Lo privilegia perché è ricolmo di amore puro e pieno verso Dio. Questa spiega l'importanza della consacrazione al cuore immacolato di Maria, un atto che si può compiere in qualsiasi giorno dell'anno e in qualsiasi luogo, con parole proprie e con un atto di consacrazione a questo, e questo lo ha chiesto espressamente la Madonna. Chi si consacra a questo cuore riceve una grande protezione della Vergine, riceve gradualmente il suo spirito, anche se questo dipende dalla preghiera e dalla vita virtuosa del credente. La Madonna già nel 1830 mostrò l'importanza della devozione al suo cuore, facendo vedere a Santa Caterina Loburé, nel retro della medaglia miracolosa, i due cuori di Gesù e di Maria, abbinandoli nella devozione dei fedeli. Questi due cuori amano e seguono una sola volontà, quella del Padre, e ricolmati dello Spirito Divino, addirittura Gesù in modo infinito. La potenza di questa devozione al cuore immacolata risiede nella pienezza di grazia e nell'infinito gradimento della Santissima Trinità. È l'unico cuore immacolato ad avere adorato incessantemente e perfettamente Dio. È il cuore che intercede di continuo nella preghiera per tutti quelli che chiedono aiuto ed è così pieno di bontà da preoccuparsi anche di tutti i peccatori lontani dalla grazia di Dio. La devozione a questo cuore permette al credente di possedere la spiritualità del Vangelo in modo sicuro e veloce, perché è la Madonna ad agire e a vivere nell'anima del consacrato a lei. Egli diventa sempre più spirituale e puro, si allontana con determinazione dai peccati, dai peccati ed ha la forza di vincere ogni genere di tentazioni. Sono moltissimi i benefici spirituali che si ottengono quando il credente si consacra al cuore immacolato di Maria. La preghiera diventa più interiore, si prova gioia quando si prega e si avverte la presenza della potente protezione della Madonna. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato.
te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i Benedetto sei tu, cuori. Signore Dio dell'universo, A della tua te, volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro di Signor, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. quel vino puro che t'offre la Benedetto sei tu, Chiesa Signore Dio è dell'universo, frutto santo del nostro lavoro. frutto della vita Accettalo, lo presentiamo a te Signore, perché diventi per noi bevanda di benedici. salvezza. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito, In alto i nostri cuori. rivolti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge e la nuova alleanza. Un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo Figlio e di godere la visione del tuo volto. Un cuore forte e vigilante, che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della risurrezione. E noi, con tutti gli angeli e i santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, Santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del suo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Maria custodiva in sé tutte queste cose e le meditava nel suo cuore. Preghiamo. O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, ci hai reso partecipi della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo sempre più profondamente al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Primo fiore di santità, il Signore vive in te, splendido segno di libertà, sei la promessa del Salvatore. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave,
cuore immacolato di Maria,